Premi Stella. Ringrazio tantissimo. Questi due radicali con il microfono.
and jiving, detailing, no reason. Just seems so crazy. Gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my senses, gonna use my fingers, gonna use my imagination. 'Cause I gonna make you see there's nobody else here, no one like me. I'm special, so special. I gotta have some of your attention. Give Prova, it to prova, me. prova, prova. Buongiorno e benvenuti alla 10ª edizione del premio letterario. Prova. Can you skank? Sorry, got something. When can I tell? Gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my senses, gonna use my fingers, gonna use my imagination. 'Cause I gonna make you see there's nobody
C'è un problema sul ritardo qua, Manuel Muggio? Sì. Noi già 13 persone in attesa. Cosa? Sì, tranquillo, ho scritto.
La parrocchia di Santa Maria Assunta e il gruppo parrocchiale Festeggiamenti vi danno il benvenuto alla 10ª edizione del premio letterario Tu, io e i mondi possibili. 10ª edizione, dal titolo Oltre il muro, tra passato e futuro. Vorrei rifare un applauso al piccolo ensemble trevigiano. Oggi presente qui a Casale sul Sile per accompagnarci sulle note di bellissimi autori. Ci hanno appena fatto ascoltare Once Upon a Time in the West di Ennio Morricone. Ringrazio innanzitutto tutti voi di essere presenti qui oggi, ma soprattutto coloro che vengono da lontano. Ce l'abbiamo fatta. Ci è voluto un po' di tempo, ma finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo qui e ci sono alcune piccole cose che voglio ricordare fin dall'inizio. Innanzitutto questi 10 anni di premio letterario, dal 2011 ad oggi, tanti racconti, tanti premiati, tante emozioni che ricorderemo un po' più avanti. Molte sono le persone che vogliamo ringraziare, perciò vi chiedo un po' di pazienza perché ci dilungheremo a ringraziarli tutti e quindi portate un po' di pazienza, anzi spero che voi siate partecipi di questa nostra gratitudine nei loro confronti. Il 2020 è stato sicuramente un anno impegnativo, diciamo così, e lo è tuttora. Ci sono dei piccoli accorgimenti che vogliamo ricordare, che vanno tenuti non solo qui oggi, ma in generale. L'uso di questa nostra compagna ormai giornaliera, la mascherina, le distanze di sicurezza, l'igiene delle mani. Però vorremmo viverla con la massima tranquillità oggi, non come un obbligo o come una costrizione, ma viviamola con la massima serenità, pensando che è per il nostro bene e per il bene degli altri. Per il 10° anniversario il gruppo parrocchiale ha previsto un piccolo rinfresco a fine evento, un brindisi appunto per festeggiare questo nostro compleanno, un gruppo parrocchiale che si è organizzato in maniera tale da garantire al massimo la sicurezza e tutte le norme sanitarie previste dal DPCM o comunque dalle linee guida del Ministero. Oggi sono presenti con noi Luigi Mello e Luigi Silvestrel, collaboratori di Veneto Globe. Faranno delle riprese video e anche delle interviste un po' più tardi del premio letterario, nel massimo rispetto della vostra privacy. Però chiederei a chi non è interessato di essere ripreso di comunicarlo tempestivamente agli operatori in maniera da evitare dei piccoli disguidi. Il video e le interviste che monteranno saranno visibili nei prossimi giorni nelle pagine web di Onda TV, Orobi e Web TV, La Tenda TV, Globus Magazine e in questo momento siamo in diretta streaming su www.venetoglobe.com. Ma lascio di nuovo le parole alla musica col piccolo ensemble che ci fanno ascoltare ora Giù la testa, sempre di Ennio Morricone.
uscita alla mia destra. Potrete togliere la mascherina per fare la foto di rito e per gli interventi. Piccolo particolare. Il tema di quest'anno, oltre il muro tra passato e futuro. Il muro, come tantissime parole, come tantissime cose, ha un suo significato, può averne molteplici, ma secondo me dipende dal punto di vista e dalla visione che uno vuol dare. Può essere definito una chiusura, un ostacolo, una divisione, una tensione, scontro, ma io vorrei guardarlo come è stato disegnato qui alle mie spalle. Tanti piccoli mattoni che insieme formano una struttura, una qualcosa di solido. È l'insieme di questi mattoni che costruisce qualcosa di più grande. E come quei mattoni vorrei che anche noi fossimo così, coesi e insieme uniti per costruire qualcosa di più solido. E magari metteteci anche l'amore in tutte le sue sfaccettature per buttare giù quei muri che si costruiscono nella vita. È su queste parole che vorrei ricordare una persona a noi speciale. Il suo racconto arrivò secondo l'anno scorso al premio letterario nella categoria Under 15. Scusate. Una ragazza solare che ha lasciato nei nostri cuori un segno. Il titolo del suo racconto era appunto Un amore più forte di un muro. Vorrei ricordare Gloria Simonato con un applauso. Ringrazio Diana e Marino di essere qui oggi con noi. Grazie. Leggendo le lettere di presentazione che Don Daniele, Graziano, Isidoro Perin, i presidenti di giuria hanno scritto, mi sono soffermata su una frase che mi è piaciuta tantissimo, che è questa. Chi costruisce i muri finirà prigioniero delle sue barriere. C'è bisogno di costruire ponti, Papa Francesco. Questa frase l'ha scritta Don Daniele, che vorrei qui sul palco con noi per capire da cosa si è ispirato e cos'è per lui il muro. Buonasera a tutti. Questo appuntamento che anch'io con gioia dico possiamo viverlo e viverlo in presenza anche con tutte queste attenzioni. Oltre il muro, ognuno di noi è chiamato ad andare oltre ed è il mistero, il dono che siamo ciascuna di noi e sentiamo che in questo è la bellezza e la grandezza della vita. E se io vedo anch'io a fianco un amico, un compagno di viaggio, diventa subito una barriera travolta, abbattuta, so andare oltre il muro. Se vedo un avversario, se vedo una persona che mi è ostile, ho subito paura e la paura crea muri. Ecco allora questa citazione che non è mia, è di Papa Francesco, che durante un'intervista di ritorno di uno dei suoi viaggi dice: sì, rimani prigioniero, rimani chiuso se costruisci mura. Se sei e diventi capace di creare ponti, l'altro è un mistero meraviglioso da scoprire ogni giorno. E queste parole, le parole dei racconti che ho potuto leggere, sono ponti, sono uno squarcio, uso un'altra espressione, finestre aperte sul mistero. E su questo ci credo per davvero, perché le parole possono diventare mura, possono diventare finestre che fanno entrare luce, vita nuova e piena. Grazie. Due sono le categorie di questo premio, la categoria Under 15 la cui giuria era composta l'anno scorso dalla quarta H scientifico del liceo Da Vinci di Treviso, che avremo modo di conoscere più tardi. E poi la giuria adulti, categoria adulti, che da anni ci accompagna, da 10 anni ormai ci accompagna in questo nostro viaggio.
Oggi non sono presenti Antonio Barzaghi e Federico Cipolla, che so che ieri ha sostenuto un concorso da giornalista per entrare alla RAI, quindi facciamo un bocca al lupo a Federico Cipolla. Ma vorrei qui con me adesso Isidoro Perin, il presidente della categoria adulti, per spiegarci un po' come sono andate le letture di questi racconti in questi mesi e soprattutto qual è stata la vostra valutazione in merito. Grazie a tutti intanto. È veramente meraviglioso trovarci qui dopo tanto. Ma quello che volevo mettere il titolo su, vorrei centrare il problema su un fatto che mi è successo qualche mese fa. Ho incontrato un ragazzo del liceo linguistico del Canova di Treviso che nel 2016, assieme alla sua classe, ha fatto parte della giuria degli Under 15. Lui ha dichiarato apertamente che questa è stata la più bella esperienza dei 5 anni delle classi superiori del liceo. Ecco quindi che l'idea di mettere alla giuria non noi adulti, ma dei ragazzi quasi coetanei, nata appena 4 anni fa, 5 anni fa, nel 1916, diventa veramente un vantaggio enorme, perché loro si sono cimentati finalmente non su un astratto come è l'italiano concepito così, ma su una cosa vera, su racconti che si possono toccare con le mani. E mi ricordo che si sono accaniti contro chi li aveva copiati. C'erano un paio di alunni, di concorrenti che avevano copiato proprio loro, che sono abituati a tirarsi su le versioni di latino, le formule. Eppure, in quella posizione, da quel loro nuovo punto di vista, avevano preso coscienza che rubare un racconto è un atto irresponsabile sotto il profilo civile ed è perseguibile. Ecco il perché. Ecco perché confrontarsi matura. E i giovani che concorrono con noi, per esempio, noi abbiamo gli under 15, sopra gli under 15 non sono considerati di un'età intermedia, perché l'adulto è considerato di 18 anni su, no. Per noi un ragazzo di 15 anni, e lo abbiamo constatato personalmente, è in grado veramente di battersi alla pari con tutti. E chi tende a fare diversamente sbaglia. Però il risultato di questo concorso è dato anche dal confronto con gli adulti che hanno veramente il coraggio, il piacere di scrivere magari, il coraggio di confrontarsi e di accettare il giudizio di chi legge. Ora, se per i ragazzi è normale farlo, per gli adulti è una scelta libera, consapevole e responsabile. Questa è la cosa più bella che io posso dire di questo nostro concorso, ma soprattutto spero sia quasi pronto ormai il bando del prossimo anno, dove attendiamo davvero con ansia. E se c'è il Covid, vabbè, lo affronteremo come si affronta un nemico bene armato, consapevoli però che non sarà mai lui a vincere. Grazie. Vi presento i nostri ospiti. L'ospite d'onore è Antonio Frigo, giornalista, che pregherei di accomodarsi qui sul palco e di seguire la premiazione con noi dal palco. Il sindaco del comune di Casale sul Sile, Stefano Giuliato. L'assessore alla cultura, Lorenzo Biotti. Il consigliere delegato della provincia di Treviso, Emanuele Crosato.
che non è arrivato. Il sindaco di paese, Katia Uberti. Il sindaco di Casier, Renzo Cararetto. Il sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma, che speriamo arrivi presto. Ringrazio innanzitutto voi sindaci di essere qui presenti oggi, innanzitutto per aver accettato l'invito, ma soprattutto per essere qui a supportare questo settore della cultura che si è fermato insieme a tutte le altre attività in questo lockdown. Grazie di cuore. Poi c'è il Presidente del Consiglio Comunale di Trieste, Francesco Di Paola Panteca, grazie. La chiamiamo più tardi, scusi. È la presentazione degli ospiti. Il vicepresidente di Centromarca Banca, Elio Tronchin. Il presidente della cooperativa Tognolo di Conscio, Marcello Cleveller. I titolari di Stampa dal Web, Paolo e Carla Zaila. Il titolare della Fonderia Artistica Bortoletti, che non è arrivato, e il presidente del comitato organizzatore, Graziano Sartorato. E poi c'è lei, la voce ufficiale del premio letterario, da 10 anni con noi e non potresti mancare, perché senza di te non è premio letterario. Lei è Liliana Gioffre, che invito a sedervi qui vicino al signor Frigo sul palco. Liliana non è solo la nostra voce, ma è impegnata anche nel sociale con Se la Luna, giusto? Vuoi presentarti? È giusto che sia tu a descrivere quali sono le attività che segue Se la Luna e quello che tu offri al sociale. Penso che alcuni di voi già mi conoscono, come ha detto la nostra cara presentatrice. È ormai 10 anni che io sono qui e sono felicissima veramente di essere qui e di poter donare la mia voce. Ho cercato di darvi un quarto d'ora di bellezza, perché questo che andrò a leggere è veramente un bellissimo racconto. A parte questo, come dicevo, io faccio parte di un'associazione di volontariato che è di Treviso, l'associazione Se la Luna. Ci potrete trovare tranquillamente nel nostro sito con tutte le nostre iniziative. Velocemente dico che noi siamo in ospedale, nell'oasi pediatrica, con la biblioteca per i bambini. Quando hanno delle visite o sono ricoverati in ospedale, noi cerchiamo di intrattenere e di fare in modo che la loro degenza sia un po' meno pesante. Siamo presenti anche nelle scuole, nonostante il Covid che ci ha fermato momentaneamente, sempre con letture con i bambini nelle scuole elementari e anche nelle medie. Siamo presenti nel territorio con gli autori che non hanno potuto pubblicare con case editrici altisonanti, ma che hanno un sogno nel cassetto, e noi riusciamo a dargli questa piccola possibilità di potersi presentare al pubblico, di far conoscere le loro opere. Inoltre siamo presenti anche nella Casa degli Anziani, siamo stati molto presenti sempre con letture, iniziative e progetti nelle varie case di riposo di Treviso. Ecco, oltre non voglio tediarvi, quindi chiudo qui. Grazie. Iniziamo e entriamo nel vivo della categoria adulti con la premiazione del Premio Speciale Stella. Il Premio Speciale Stella è un premio un po' particolare istituito da un paio d'anni e vengono premiati quei brani che nella loro semplicità stilistica e di contenuti hanno però un enorme significato. Il Premio Speciale Stella va a Corsa ad ostacoli, un racconto breve e semplice nel quale spicca quel muretto, un ostacolo da superare con l'aiuto di chi ti ama e sa aspettare i tempi giusti, argomento più che mai attuale e prezioso. Autrice del racconto Anna Pasquini da Roma, che purtroppo non è presente, ma ci ha mandato un video saluto. Che è un riconoscimento molto bello e importante, in quanto si tratta di un premio che viene dato a raccontare. Ciao a tutti, sono Anna Pasquini e questo video messaggio è da Roma. Ho partecipato al concorso Oltre il muro dal passato al futuro con il racconto Corsa ad ostacoli che si è aggiudicato il premio Stella.
Stella. Ringrazio tantissimo la giuria perché è un riconoscimento molto bello e importante, in quanto si tratta di un premio che viene dato a racconti tanto semplici nella forma quanto importanti nel contenuto. Questa cosa mi ha veramente emozionato, quindi vi ringrazio di cuore e ringrazio l'organizzazione del premio, Casale sul Sile, e veramente con il cuore sto con voi e vi abbraccio tutti. Al prossimo anno, spero. Ciao, grazie. Ora i racconti degni di segnalazione, sono ben 3 i segnalati della categoria adulti. Il primo racconto segnalato è Dove non si tocca. Una ragazzina caparbia, cresciuta in fretta, ma pur sempre una bambina con la voglia di giocare tipica della sua età, e un ragazzino che gioca a diventare grande. Un mondo che appare lontano da noi, ma che alla fine ci fa scoprire che siamo tutti uguali. Il primo amore non si scorda mai. Autrice del racconto è Fanny Brancati da Sant'Agata, Libattiati, Catania. Purtroppo non è presente, ma ci ha mandato un saluto. Buongiorno cari amici di Casale del Sile, io sono Fanny Brancati e intanto lasciatemi ringraziare il comitato organizzatore del concorso, il Cavaliere Sartorato e poi tutti quelli che mi hanno votato e che hanno portato il mio piccolo racconto in finale. Vi sono molto grata e sono felice di essere arrivata fin qua. Mi dispiace non essere lì con voi oggi, vi mando questo video messaggio dalla Sicilia. Come vedete è una bellissima giornata, però purtroppo, come sapete, il Covid sta creando un po' di problemi. Avrei voluto essere presente di persona, purtroppo non ho potuto, ma sarò lì con voi con il cuore. Grazie ancora a tutti e sono molto curiosa di scoprire come andrà a finire. Grazie ancora, arrivederci. Secondo racconto segnalato, la libreria a muro. Il muro della morte genera ricordi e rimpianti che solo un grande amore e la fede nel futuro possono lenire, ma bisogna lasciar scorrere il tempo. L'autrice ben conosce l'arte di sciogliere le emozioni, lasciandole fluire con leggerezza dalla penna, perché possono giungere fino a noi. Autrice del racconto è Nicoletta Antonello di Carbonera Treviso, che invito sul palco. Premia Antonio Frigo. Purtroppo è una premiazione un po' strana, non è la solita premiazione, però purtroppo dobbiamo fare così. Facciamo la comunità. Consegniamo il diploma a Nicoletta. Grazie mille. Un applauso. Nicoletta, se cortesemente fai vedere il diploma e fate la foto di rito, grazie. Dottor Frigo, se vuole togliere la mascherina può farlo. Grazie mille. Grazie, un applauso a Nicoletta, grazie di cuore. Resti con noi un attimo, signor Frigo, che... Prego, scusate. E so che Angiolino le ha spedito qualche giorno fa un po' di racconti, se non tutti forse, e lei li ha letti tutti. Esatto. E volevamo sapere un po' cosa ne pensa, se c'è qualcosa che l'ha colpita in particolare. Noi poveri pensionati abbiamo molto tempo e anche il piacere di leggere per stupirci e per accompagnare i nostri pensieri. Ho scritto 4 righe perché io sono abituato a scrivere, se no lo lavoravo in TV. Allora, a volte ci pensa a caso, basta saperlo leggere. A Casale il premio letterario si celebra con tutte le prudenze, quelle dovute, oltre il muro della confinante farmacia e degli ambulatori medici. E questo non è un caso, o se lo è un caso singolare. Potremmo parlare di eccesso di zelo, ma non è il caso di sfidare
Meglio di no. Il morbo, sorridiamoci sopra perché il morbo passa solo se noi gli diamo modo di passare. Quindi, io credo soltanto nella parola, virgolette, io credo soltanto nella parola. La parola ferisce, la parola convince, la parola placa. Questo per me è il senso dello scrivere. Chiuse virgolette. Tra le tante cose che sono state dette sul perché si scrive, in prosa o in poesia, ho scelto quella adottata da Ennio Flaiano, un autore che continuo ad amare e che sarebbe smontato, e che avrebbe smontato come un giocattolo pure il Padre Nostro, mi scusi il padre, pur di non cascare nel gioco della retorica. Sia chiara comunque una cosa, io parlo a favore della scrittura perché credo in essa, anche se mi vanto di non aver mai scritto un libro. Perché me ne vanto. Mi vanto soprattutto di non averlo portato a termine e di non aver mai provato a pubblicarlo. Da giornalista di cronaca credo infatti nel racconto breve, incompiuto, io lo chiamo aperto, e sono assolutamente contrario alle prediche con benedizione finale, insomma la morale. Quando eravamo ragazzi a scuola il tema finiva sempre con la morale. Lo scrivere invece è chiedere, interrogarsi, è mettere dei punti di domanda a chi legge, è aprire la mente, è aprire degli scenari possibili e anche impossibili. Non so se questa sia la strada giusta, cioè quella di lasciare aperto il racconto, e non oso consigliarla a nessuno. Bisogna avere argomenti robusti o una cieca testardaggine per resistere alle lusinghe della follia, del vacuo, dell'incompiuto. La scrittura in ogni sua forma è comunque un modo serio di usare lo straordinario strumento che si chiama parola. Oggi siamo qui per celebrare uno di quei riti che si ispirano alla parola in una delle forme più pure e complesse. Meglio, siamo qui a premiarla in una delle sue costruzioni letterarie. Il racconto breve è esercizio letterario difficile, esercizio saggio perché senza appello nei modi e nei contenuti. Molti in questo esercizio aprono una finestra, e quindi non chiudono un muro, a una narrazione di un più ampio respiro, altri vi si misurano in vista di ulteriori forme di racconto, teatro, sceneggiatura cinematografica, testo per documentari e opere multimediali. Per questo c'è un'emozione particolare nel leggere le opere nuove che giungono sul tavolo della giuria di un premio letterario come questo di Casale. Tra le righe di questa prima spremitura intellettuale si avverte il profumo di un olio che un giorno potrà diventare condimento di molto altro e di molto più alto. E mi piace a questo proposito appuntare l'attenzione su una sezione particolare di questo concorso, ovvero sul premio speciale Stella, riservato a, leggo, un racconto tanto grande nel concetto quanto semplice nella forma. Ad essere sinceri, ho l'impressione che in questo piccolo scrigno si nasconda il grande segreto del narrare, arte che prima di tutto per me si appunta sul cosa e solo poi si dispiega sul come. In questa sezione i giurati hanno dovuto applicare particolarmente i loro sforzi e la loro attenzione per cogliere un fior da fiore che correva il rischio, nella sua semplicità, di essere penalizzato, saltato via perché ancora poco definito nel linguaggio, crudo. Un giorno, 20 anni fa, parlando con il soggettista trevigiano Rodolfo Sonego, uno dei padri della commedia all'italiana, restai sconvolto da ciò che mi spiegava sulla nascita della storia che fa da ossatura a un buon film. Il suo racconto fu disarmante, mise insieme un po' di personaggi e una collocazione spazio-temporale e fu come veder scorrere un fiume che non poteva essere diverso da quello.
Per un attimo mi dissi, tutto qui, eppure era così. Lì c'era tutto, una buona idea, è il punto di partenza di tutto. Da essa si diparte quello che, con un buon uso delle parole e una buona tessitura, può diventare il tornado letterario che cattura il lettore e lo porta con sé per ore, giorni, anni. Ok, giunto alla fine della mia insopportabile festa della metafora, per non farvi e farmi del male, ne ho ucciso di più a noia, io scendo qui e faccio i complimenti a quanti hanno osato ben più in là di quello che io abbia mai fatto, completare un'opera letteraria e consentire che essa venisse confrontata con altre in singolar tensione, soffrendo ma convinti, come si fa con i figli, che la propria creatura sia la migliore, sicuramente la più cara. Grazie. Un piccolo pensiero dal gruppo parrocchiale Festeggiamenti per ringraziarla di essere qui oggi. Magari potrebbe essere spunto per scrivere un libro. No, meglio di no. Terzo racconto segnalato, il profumo del gelsomino. Stridente il contrasto di quella casa protetta dal muro in una Damasco meravigliosa e opulenta, muro che però non può proteggere dalla guerra. L'autrice ci fa assaporare con delicatezza i profumi orientali e la bellezza storica dell'antica Damasco, per continuare poi fino alla miseria e alla sofferenza di oggi. Autrice del racconto è Mariangela della Morte Conte di Angera Varese, che purtroppo non è presente, ma le facciamo lo stesso un applauso. La giuria proclama vincitori della 10ª edizione del premio letterario Tu, io, i mondi possibili, oltre il muro tra passato e futuro, categoria adulti, terzo classificato. La scatola di latta. La giovane inserviente, frustrata e delusa dalla vita, incontra nell'anziana ospite della casa di riposo una donna capace di leggere nel profondo del suo cuore fino a spronarla a trovare, in fondo allo specchio, un futuro fatto di fiducia. Sono pagine dense di vita vissuta e di speranze da costruire, raccontate con vigore e sensibilità. Facciamo un applauso a Loretta Chennetti di Belluno. Premio il sindaco di Casale sul Sile, Stefano Giuliano. Grazie. Complimenti Loretta. Le consegniamo l'attestato. Cosa? No, c'è anche qualche maschietto. Però la maggior parte è femminile, sì, dobbiamo essere sinceri. Grazie Loretta e intrattengo il sindaco. Grazie mille. Grazie, complimenti a te. Stefano, fai parte anche tu ormai di questo premio letterario, se non ci fossi verremmo a prenderti a casa ormai. E di solito ci troviamo per la frittella alla sagra, quest'anno faremo castagne. Sì, in effetti, innanzitutto buonasera a tutti, e saluto il parroco, il presidente anche Sartorato, il vicepresidente Sartorato e anche i colleghi sindaci, ringrazio che sono venuti perché purtroppo anche noi siamo in prima linea in questo frangente e quindi grazie veramente di esserci perché gli impegni anche per noi sono tanti. Il nostro proprio impegno anche dal punto di vista di amministratori è proprio quello di far continuare la cultura, perché sappiamo benissimo che la cultura è quel settore che sta soffrendo in maniera particolare, soprattutto anche coloro che montano queste strutture, coloro che sono dietro, i service, gli artisti, perché questi in effetti forse lo Stato non ci ha pensato molto. In effetti sono un po' scoperti, c'è questo grido tra virgolette di dolore che viene da queste attività, perché lo abbiamo recepito anche noi come amministrazioni comunali, però so che sia Casale, e ringrazio qui l'assessore presente, ma sono convinto perché vedo anche gli eventi degli altri vicini, quindi sia Paese che a Casier, abbiamo fatto cultura proprio perché non c'è la volontà di andare avanti e di non far mancare sia gli artisti
chi ci lavora e alla popolazione questo cibo di cultura che serve assolutamente, che non va perso. L'altro punto è proprio quello che troviamo al di là del muro, noi amministratori, che in questo periodo è l'ascolto, perché abbiamo anche noi grossi problemi nel sociale. Qui a Casale siamo passati da 80 famiglie in difficoltà a 240, quindi l'ascolto è fondamentale per arrivare a risolvere i problemi dei nostri cittadini. E l'altro invece sono gli sponsor, perché senza di loro non si riuscirebbero a fare queste cose. Quindi ringrazio innanzitutto il Centro Marca Banca, perché comunque anche per le attività produttive del nostro territorio, qui c'è il dottor Tronchin, abbiamo siglato da poco un accordo per le aziende, anche per il microcredito, per sostenerle, piuttosto che per i confidi. Ringrazio la cooperativa di Conscio, qui c'è il presidente Marcello Crivellar, perché appena è partita l'emergenza Covid ha dato disponibilità anche alla consegna gratuita delle borse spesa presso le famiglie, e non è scontato dare queste disponibilità. E lì in fondo vede anche Paolo con sua sorella, perché anche loro sono stati tra gli artefici di Grafiche Arti Venete a creare le prime mascherine a supporto proprio della popolazione. Quindi ringraziamo anche tutti questi sponsor che veramente danno vita e risolvono anche qualche problema all'amministrazione comunale. Grazie. Anche perché la carga è l'onore del prossimo anniversario. Vieni, facciamo la foto annuale. Grazie mille. Secondo classificato, la città nascosta. La professione medica è una missione. Il protagonista ne è consapevole come la moglie, del resto, che non esita a mandare il figlio assieme al padre per fargli da scudo. In quella notte il piccolo Andrea conoscerà il valore dell'amicizia e della riconoscenza, e noi avremo partecipato alle emozionanti vicende dei protagonisti grazie alla penna incisiva dello scrittore. Autore del racconto è Diego Inghilleri, primo maschietto, di Sesto San Giovanni, Milano. Chiamo Don Daniele a premiarlo. Grazie mille e complimenti Diego. Manca il fotografo. Aspettiamo un attimo il fotografo. Sulle X. Grazie mille. Facciamo di nuovo un applauso al signore Giuliani. Grazie di essere qui, soprattutto per aver fatto tanta strada per noi. Vincitore della 10ª edizione del premio letterario Tu, io, i mondi possibili, categoria adulti, il racconto Oltre il muro. Il sapiente ritmo dato alla vicenda ci permette di sentirci sempre più vicini a Rebecca e affrontare con lei quei terribili 68 giorni, i più densi della sua vita. Verrà a prenderla il suo ragazzo, che per l'occasione si è rasato i capelli, calvo come lei. Un grazie di cuore l'autrice per aver fatto fare a Rebecca e a tutti noi una scorpacciata di vita e per averci trasmesso un messaggio di forza e speranza. Chiamo a raggiungermi e ad accomodarsi sul palco l'autrice, la signora Roberta Luciani, e il sindaco di paese, Katia Uberti. Vi accomodate cortesemente perché adesso facciamo vivere il suo racconto come merita e chiamiamo Liliana Gioffre. Arriva subito il microfono.
Questa è l'ora che preferisco. La notte regna ancora. Le ragazze si preparano all'ultimo giro tra noi pazienti. Si muovono precise nei gesti, in un'atmosfera ovattata. I suoni mi arrivano fievoli. Le spio dall'oblò della mia stanza e non so se sono più pesce io o loro. Nel corridoio lumeggiano le luci dell'albero di Natale. Quando sono arrivata, 5 giorni fa, ero stesa e quella mia visione orizzontale poco permetteva di cogliere se non luci al neon, filtri per l'aria, aloni di umidità. Sopra di me la strana vista da sotto dei volti, con cavità nasali ingrandite che poco lasciavano spazio agli occhi, bocche o barbe smisurate che un po' ridicoleggiavano quella magra situazione. Mi hanno ricoverata in ematologia e lo scenario è cambiato. Doppia porta, radio a volume basso e l'albero in fondo al corridoio. Era completamente assediato di pacchi, ceste e sacchetti, certamente finti, pensai. I volti erano cambiati. Le mascherine azzurre coprivano le grandi bocche e le larghe narici e finalmente facevano posto agli occhi. Ciao Rebecca, ora ti portiamo nella tua stanza. Non è il Grand Hotel, ma ha alcune piccole comodità che speriamo ti possano aiutare a stare più comoda. Gli occhi erano sorridenti, la voce piacevole, serena. Era pace dopo la tempesta. Questa mattina mi sento meglio. Ho osservato la luna, la notte, ho ascoltato il respiro della mia compagna di stanza. Per la prima volta ho provato interesse per qualcosa oltre a me, alla mia malattia. Ho passato giorni in cui respiravo e pensavo leucemia. Mangiavo e pensavo leucemia. Parlavo e avrei voluto gridare leucemia. Piacere, sono leucemia. Non mi riconoscevo più. Era come se Rebecca se ne fosse andata lasciandomi sola, oltre le doppie porte, nella stanza con alcune comodità. Sola, pur con una compagna ad 1 metro da me e con le infermiere mascherate sempre presenti. Non ho voluto entrare in contatto con la mia compagna di stanza. Quando sono entrata, quel sabato pomeriggio, lei era seduta al tavolo, grandi occhi neri affossati, un volto candido, con scarne sopracciglia e un foulard leggero, rosa. Era l'immagine stessa del mio dramma. Era come se ad aspettarmi ci fossi già io, la Rebecca che sarò. Ho distolto gli occhi e mi sono tuffata nel cuscino. Ci sono regole ferree da rispettare. Visite 2 volte al giorno, 3 nei festivi. 1 sola persona per volta. Niente omaggi freschi come fiori o cibo. Tutta la roba deve essere monoporzione, confezionata pulita. La frutta arriva in sacchetto, chiusa stralavata e preparata in ambiente protetto. I cambi di vestiario da casa arrivano chiusi in sacchetti con tutto quel che serve in un giorno. Dopo la doccia, obbligatoriamente quotidiana, ci si cambia completamente. Si chiude la roba in un sacchetto e la si manda a casa con la prima persona che arriva in visita, in modo da eliminare i germi, ridurre lo sporco, cancellare il contatto tra te e le infezioni. Persino le persone ti arrivano da fuori confezionate e monoporzione. Ho cominciato da subito
a sviluppare la fobia per i gesti. Non ho voluto più essere abbracciata, baciata e toccata. Avevo capito che chi veniva a trovarmi non aveva parole e tendeva a sostituirle coi gesti. Ne avevano bisogno, soprattutto mia madre. Io no, mi ritraevo e la mano dell'altro cadeva persa nel nulla. Lasciati almeno sfiorare, mi ha detto il mio ragazzo ieri. Mi sono rifugiata nel letto e gli ho voltato le spalle. Ho sentito il suo silenzio e il suo sguardo addosso finché, liberatorio, è giunto l'annuncio del fine visite. Non ho difficoltà a farmi toccare dal personale. Hanno divise bianche, pulite, mani sempre disinfettate e con i guanti quando mi accudiscono. Loro sanno, loro capiscono. Non sono come quelli incoscienti di fuori che si riempiono di schifezze e poi te le incartano in un abbraccio. È passato Natale. Ho chiesto ed ottenuto che nessuno venisse in visita. Vengono dalla porta del reparto. Una delle ragazze viene a prendere il sacchetto della roba sporca e mi riporta il cambio pulito. In mezzo agli indumenti trovo sempre biglietti, lettere, messaggi, dolcetti rigorosamente confezionati. Non apro mai nulla e li metto nel comodino. Qualche volta dimentico di controllare e cadono a terra, in bagno, sui teli umidi di doccia o si posano in qualche angolo del pavimento. Allora li guardo con orrore e li butto prendendoli come ragni morti con un pezzetto di carta igienica. Mi hanno infilato un catetero venoso centrale, così si chiama per gli addetti, CVC per gli amici. La sbobba me l'hanno introdotta così, un mix di sostanze tossiche in grado di eliminare o almeno ridurre i blasti, che sono quei maledetti bastardi che si stanno fottendo il mio midollo. Non credo sia un toccasana per le cellule innocenti, a giudicare dagli effetti che vedo. Non ho più appetito, non ho più gusti, la vista è stanca, ho mani e piedi intorpidite, le unghie fragili. Essi, i maledetti capelli, mi hanno mollato. Le ragazze mi hanno consigliato, prima che cadessero in blocco, di accorciarli per abituarmi e poi di rasarli. La mia compagna vorrebbe entrare in comunicazione con me. Fa cose carine, tipo lasciarmi il telecomando della TV sul comodino. È una grande rinuncia, perché chi ha il telecomando sceglie anche per l'altro. Gliel'ho ridato. Non è stronzaggine la mia, solo stanchezza. Preferisco dormire. Però le ho chiesto di vedere il libro di immagini suo. Ha fatto un sorriso che le apriva in due la faccia e me lo ha passato. Così, tra un letto e l'altro, distanti 1 metro, si è creato un ponte con 2 braccia tese e un libro in mezzo. Ora che sono uguale a lei, ora che Dana è proprio Dana e non la Rebecca del futuro, mi sento libera di creare un legame. In un certo senso ne ho bisogno. Ho capito che è una veterana e anche se non ha la mia malattia, ma un'altra bestia, è la dimostrazione che tutto questo serve. È la prova che non stiamo morendo, ma solo transitando in un percorso che non abbiamo scelto. Lei è così piena di ottimismo e speranza. A volte mi siedo vicino a lei, con la scusa di vedere, che so, uno stupido video nel cellulare, giusto per assorbire un po' della sua tranquillità. Ha circa 15 anni più di me, ha un compagno
2 figlie, genitori, amici e tutto il corollario che serve. Io ho spento il cellulare 20 giorni fa. Non ricevo visite da prima della chemio e tutto quello che so della mia vita fuori è che c'era una volta. No, sto mentendo. La mia vita fuori continua senza di me. È come se avessi lasciato Rebecca seduta in quell'aula di università con un bel sorriso stampato ad aspettarmi. Tiene il cellulare in mano, ride scuotendo i bei capelli castani e mi dice: 800 messaggi non letti. Ma Becky, che hai fatto in tutto questo tempo? Già, che ho fatto? Dana mi sta osservando mentre scrivo su questo diario. Devo sembrare un po' retro. Ho iniziato a fare una cosa. Vado in bagno e mi appoggio al muro. Sento che al di là c'è qualcuno. All'inizio erano solo piccoli rumori di oggetti spostati. Poi, un mattino, l'ho sentito cantare. Poche parole, indistinte. Così ho pensato di immaginare che fosse qualcuno di famoso, invitato per incontrare me. È seduto nel suo camerino e si prepara al nostro incontro. L'ho chiamato DS, come quel gran pezzo di figo del protagonista di Vampire Diaries. Ed ora vado spesso ad ascoltare il muro, immaginando dei preparativi infiniti per un incontro che mai avverrà. Un mese fa, al mio arrivo, i medici mi davano il permesso di uscire in corridoio. È una concessione a cui tutti aspiriamo. Ci si mette una giacchettina sopra il pigiama, la mascherina e con il palo della fleba attaccato alla mano si esce. 30 metri da fare su e giù, con l'occasione di vedere oltre le porte doppie, ammirare la vista della finestra di fondo, sbirciare attraverso gli oblò nelle stanze degli altri ospiti. Fare 2 parole con le infermiere, un sorriso ai dottori perennemente impegnati al computer, ascoltare la radio e analizzare l'albero di Natale. Palline rosse vere, luci vere e regali e biglietti veri. Ho scoperto che il personale si scambia qualche piccolo dono mettendolo sotto i rami. Chi lo fa mette un biglietto con i nomi dei colleghi, gli auguri e si firma. Ma il grosso della merce è regalo di pazienti e parenti, segni di gratitudine per il dono dell'assistenza. Qui non è solo un lavoro, qui ognuno di loro mette molto di più. Io stessa non vedo l'ora che arrivi qualcuno di loro. Da una mi aspetto il sorriso, dall'altra le parolacce che mi aiutino a scendere da quel dannato letto, da un'altra il come è andato l'appuntamento sospirato. Mi divertono le scaramucce tra loro, le incazzature per come le spremono con i turni, gli abbracci che si scambiano quando si incontrano dopo tanto e per come alzano il volume se una canzone è bella, e il profumo che viene dalla cucina se si scaldano qualcosa per cena. Ho capito che in questo lavoro non si può essere solo colleghi. Ho capito che anche se loro non se ne rendono conto, si vogliono bene. E questo le rende migliori con noi. Mi è venuta la febbre, brividi da mordersi labbra e lingua. Mi sono trasformata in una versione liquida di me stessa. Mi sentivo come una sorta di pasta molliccia stampata sul letto. Occhi inutili a vagar tra sonno e veglia. Hanno prelevato ed analizzato ogni mio fluido e trasfuso sangue e antibiotici, liquidi e alimentazione artificiale, così che in me non scorresse più sangue, ma un fluido atto a mantenermi in vita.
Dana mi ha detto che per 3 giorni ho dato solo piccoli segni di sopravvivenza. I miei familiari hanno parlato con i medici e qualcuno è venuto da me. Dana stava per dirmi chi fosse, ma l'ho fermata. Ricordo una presenza forte, una mano grande e calda appoggiata alla mia fronte. Nemmeno una parola, nessun sospiro. Mi piace pensare fosse mio padre e tanto mi basta. Sono 53 giorni che sto chiusa qui dentro. Sto meglio. Il medico oggi mi ha detto che sto uscendo dall'aplasia. Vuol dire che i miei globuli bianchi, ed in particolare i neutrofili, mi sto facendo una cultura, stanno salendo e con essi le mie capacità di difesa dalle infezioni. Sottovoce ho persino sentito la parola dimissione. Dana è andata a casa una settimana fa. Al suo posto una signora sui 60, golosa di patatine e talk show. Abbiamo poco in comune, o forse molto, se si pensa che anche lei ha la leucemia e deve fare il mio stesso percorso. Ce la farai, chicca, mi ha detto appena l'ha saputo. Poi non ne abbiamo più parlato. Mi ha fatto venire una gran voglia di nonna e mamma. Ho aperto il comodino e ho tirato fuori il sacchetto dei messaggi. Ho fatto un'overdose di parole e amore. Colavo lacrime in continuazione. Mi pareva di vedermi da fuori, un pupazzo pallido con occhioni affossati che si scioglieva come neve. Le nostre bianche amiche si sono preoccupate, sono venute di corsa, mi hanno abbracciata. Una di loro mi ha messo in mano il cellulare, ha detto chiama. Ho risposto che era scarico, spento da un mese. Me l'ha messo in carica e l'ha acceso. Quel piccolo aggeggio infernale ha bippato felice per un bel po'. Sembrava un Luna Park. Abbiamo riso insieme. Poi sono uscite tutte. Ho chiamato il numero che ogni giorno mi aveva cercata, senza mai arrendersi. E quando ha risposto ho detto mamma. Mi sembrava di dirlo per la prima volta. Oggi sono dimessa. Attendo la famosa lettera come fosse il foglio di via. Ho trascorso 68 giorni qui dentro, i 68 giorni più densi della mia vita. Mi sono sminuzzata in 100 pezzi, ho triturato ogni mia certezza, ho perso tutto e ancora mi chiedo che cosa è rimasto di me. Ho paura, è folle, ma ho il terrore di uscire da queste mura. Ho l'impressione che mi contengano e mi arginino, evitando che io debordi e mi disperda. Come se aprendo la porta io potessi volare via come polvere e di me non restasse nulla. Ho paura di lasciare quest'angolo sicuro, della mia confortevole condizione di malata. Sì, perché essere una malata di cancro, con altri come me, in un posto dove non è strano, diverso o commovente essere pallidi e senza capelli, fa orrore dirlo, ma è confortevole. Le infermiere, mie bianche amiche, ridono salutandomi, mi dicono che c'è una sorpresa. Le guardo e già mi mancano. Non so se ne sono consci. Afferro lo zainetto e il borsone. Non voglio uscire, tentenno. La mia compagna di stanza mi afferra le mani, le stringe forte. Ci vediamo fuori, dice. Salutami il mondo. La dottoressa mi saluta con gran sorriso. Ho i piedi pesanti. Le ragazze mi incoraggiano. Vai Rebecca, mi dicono. Vai Rebecca, mi dico. E
che raddrizzo lo sguardo e attraverso le porte. E allora che lo vedo. Lui, il mio ragazzo. E non riesco a non ridere. Si è rasato. È completamente calvo come me. Afferra le borse e sorride. Andiamo a casa, Rebe. Sussurra. È così che succede. Un sussurro e il muro si scioglie. Non sapevo nemmeno quando si era alzato, ma in questo esatto secondo, tra l'eco del mio riso e il suo sussurro, si è sbriciolato. E ora, soltanto ora, so chi sono e cosa voglio. Voglio me, voglio te, voglio guarire, voglio tutto. Affonderò le mani e farò una scorpacciata di vita. Vincitrice della categoria adulti, la signora Roberta Luciani di Paese, premia Katia Alberti, sindaco di Paese. Roberta, volevo chiederti se è la prima volta che scrivi, se è il tuo primo racconto, il tuo primo premio letterario. È la prima volta che vinco un premio letterario, anche se in passato da giovane ho partecipato a un concorso e mi era stata concessa la segnalazione. Ringrazio la giuria per aver accolto il mio racconto e premiato, ringrazio il Cavaliere Sartorato, ringrazio tutti voi che siete qui presenti e ringrazio Rebecca che praticamente incarna tutte le mie pazienti giovani a cui ho voluto dar voce. Il muro a cui faccio riferimento e che vi ho raccontato, sì, è quello di Rebecca, ma in particolar modo io voglio farvi notare che è il muro che anche voi avete dall'altra parte. Attraverso il mio racconto potete vedere che cosa provano i pazienti e i malati di questo brutto male. Grazie mille. La foto di con il sindaco, che poi pregherei di rimanere un attimo con noi. Grazie. Facciamo un altro applauso. Complimenti Roberta. Grazie mille. Sindaco, grazie di essere qui a supportare la sua compaesana. Certo, grazie innanzitutto, buonasera a tutti voi, saluto i colleghi sindaci. Purtroppo non vi posso trattenere molto perché ho altri impegni istituzionali, però ci tenevo particolarmente perché poi ho ancora i brividi. Appena ho letto, a parte che congratulazioni Roberta, è fantastico, davvero un racconto pieno di emozioni forti. Una Rebecca ironica che sa accettare la brutta esperienza che sta vivendo, 68 giorni lunghissimi, però alla fine, dopo essere stata con le amiche appunto bianche, alla fine ciò che prevale è questa voglia di vivere, voglio tutto, voglio vivere, voglio fare una scorpacciata di vita, quindi è davvero un racconto toccante e siamo orgogliosi, ecco, a nome del Comune di Paese, a nome dell'amministrazione. Grazie, sono solita premiare gli studenti e i ragazzini, è la prima volta e quindi ringrazio anche tutti gli organizzatori per questo bel evento, bel concorso di cui avevo sentito parlare però non avevo mai partecipato, quindi Roberta mi ha dato l'opportunità di venire, quindi grazie a tutte voi e complimenti alla nostra concertazione. Grazie di essere stata con noi. Un piccolo presente da parte di tutti noi, ovviamente a lei che ha partecipato. Grazie. Grazie di cuore. Ringraziamo doverosamente i nostri sponsor che ovviamente ci supportano e sono Centro Marca Banca, Cooperativa Giuseppe Tognolo, la Stampa dal Web, Fonderia Artistica Portoletti e ringraziamo anche chi ha collaborato con noi, il Restival,
Agenzia Viaggi Shantaram, Veneto Globe e Sogni in Fiore. Diamo brevemente la parola a loro adesso e comincerei con Marcello Criveller, presidente della cooperativa Tognolo. Bentornato. Buonasera a tutti, solo per dire grazie a tutti coloro che stanno lavorando, quindi non ripeto tutto quanto. Ed è un'esperienza fortissima come quella che abbiamo appena vissuto nell'ascoltare questo racconto che tocca veramente le corde, quindi è importante che ci fa capire quali sono i valori della vita e dove dobbiamo essere tutti molto attenti. Quindi è quello che ognuno di noi nelle proprie esperienze e quindi anche sottoscritto nel momento in cui ha la responsabilità di mandare avanti una realtà importante come la cooperativa possiamo cercare in ogni giorno, in ogni momento di mettere a frutto e di fare questo tipo di esperienze e poter essere utili per gli altri. Tutto qua. Grazie. Grazie mille. Il vicepresidente di Centro Marca Banca, Elio Tronchin. Buonasera a tutti, complimenti sempre agli organizzatori, al Cavaliere Sartorato, ma anche a tutto lo staff, a tutte le persone che seguono, complimenti alla giuria, ma soprattutto complimenti a chi ha scritto delle cose molto interessanti, molto belle e credo è un premio che va sicuramente al coinvolgimento. Perché mettersi in gioco scrivendo cose importanti come quelle che abbiamo sentito prima e bisogna dedicare anche del tempo, questa è la cosa importante, riflettere sulle cose che si scrivere è davvero fondamentale per i giovani e anche per i meno giovani. Poi per affrontare questo momento davvero serve, pensavo prima a quanta saggezza bisogna avere per affrontare situazioni come queste. Magari quella saggezza alla Mogol che mi piace sempre ricordare. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante e quasi sempre dietro la collina il sole. Qui si parla di muri, ma collina o muro poco cambia, è un ostacolo. Bisogna pensare che di là magari c'è anche il sole che ci aspetta, nonostante questa giornata piovosa. Grazie a tutti. Piccolo pensiero anche al Centro Marca Banca da parte di tutti noi per essere qui e supportarci ovviamente in queste iniziative. E stampa dal web con il signor Paolo Zaia. Un applauso. Grazie di essere qui oggi. Ringrazio tutti, grazie all'organizzazione che ci ha permesso di partecipare, di essere partecipi a questa iniziativa, soprattutto purtroppo lo dico anche con un po' soprattutto su un mondo dove diamo precedenza alle partite di calcio piuttosto che alla cultura, ben venga a queste iniziative. Grazie mille. Grazie. Anche per voi un piccolo presente da parte di tutti noi. Grazie. E facciamo un intervallo musicale adesso. Torna ad esibirsi il piccolo ensemble che ci fa ascoltare Gabriel's Oboe di Ennio Morricone.
Prima di passare al secondo brano, sempre del piccolo ensemble, ve li presento. Loro sono Giorgio Pavanna al violino, Federico Motta al violoncello e Marco Fedaico alle tastiere. Invito Giorgio a raggiungermi e a presentare un po' questo trio, a questo piccolo ensemble che so che collabora attivamente con l'ASL 2 Marca Trevigiana. Voi portate la musica nelle corsie. Sì, anzitutto buonasera a tutti e grazie per averci invitato a questa giornata veramente particolare. Noi siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire il nostro contributo. E sì, effettivamente abbiamo realizzato una rassegna musicale all'ULS, ha visto la vita al Cafoncello, al Day Hospital dell'Oncologia, dove è stato donato un pianoforte da un'industria, e da lì è partita tutta una serie di appuntamenti musicali ai quali ha partecipato diversi musicisti. È stata un'esperienza veramente arricchente dal punto di vista umano anzitutto e poi anche artistico. Donare la musica significa dare uno strumento in più a chi frequenta abitualmente purtroppo luoghi di cura per poter godere della vita. Io penso che tutti noi musicisti abbiamo studiato per mettere al servizio la musica della gente, della collettività. A maggior ragione quando si entra in ambienti di cura, la musica ha una funzione ancora maggiore dal punto di vista proprio umano. E purtroppo naturalmente da quest'anno non abbiamo potuto riprendere con la rassegna musicale all'interno dell'ospedale, ma c'è l'auspicio, come è stato detto prima, dietro la collina c'è il sole, no? Noi siamo fiduciosi da questo punto di vista. Poi con il trio abbiamo avuto altre collaborazioni con Arteven, con la Regione Veneto e con varie amministrazioni comunali, e devo dire che questa esperienza in particolare ci consente di aggiungere al curriculum un momento ulteriore anche significativo dopo il racconto che è stato letto veramente con grandissimo trasporto da un'amica che conosco tra l'altro, perché io con Sela Luna devo dire ho un rapporto veramente particolare e sono sempre grato anche per loro. Abbiamo organizzato appuntamenti musicali, insomma la musica è un linguaggio universale, no? Oggi stiamo parlando di qualcosa che va oltre il muro e noi attraverso la musica andiamo decisamente oltre il muro, noi cerchiamo di comunicare emozioni e su questo abbiamo lavorato tantissimo e continuiamo a lavorare, quindi la musica non solo va oltre il muro ma va oltre le parole, quindi le note vanno dentro l'anima, dentro il cuore, dentro la mente. E per noi quindi partecipare oggi, ribadisco, è un'emozione grande, quindi ringrazio gli organizzatori, gli sponsor e chi ha reso possibile l'evento. Grazie. Grazie a voi di essere qui oggi. Un piccolo presente anche per voi da parte nostra. Lo appoggiamo là perché ovviamente adesso suonerete per noi un altro brano che si intitola Play in Love di Ennio Morricone.
categoria Under 15. Ringraziamo innanzitutto la provincia di Treviso, il comune di Casale sul Sile, l'ufficio scolastico territoriale di Treviso, l'istituto comprensivo di Casale sul Sile, l'istituto comprensivo di Marcon, l'istituto comprensivo di Silea, l'istituto comprensivo di Loria e Castello di Godego, l'istituto Cavanis di Possagno, il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Treviso, il liceo scientifico Galileo Galilei di Trieste, la società cooperativa sociale Il Sentiero di Carbonera. E in particolare vorremmo ringraziare i professori Giuseppe Di Palma, Caterina Mutti, Sara Ferracini, Tiziana Zanardo, Monica Sartoretto, Maria Ida Porcellato, Alessandra Zago, Claudia Giacomazzi, Antonella Santini e Mario Dalle Carbonare. Il premio speciale Stella viene dato a Oltre il muro di un'amicizia impossibile. Il brano Oltre il muro di un'amicizia impossibile è la storia di una quotidianità stravolta. Una bambina alla quale deve nascere una sorella. Ha paura che il rapporto con le amiche si possa deteriorare. Queste infatti decidono di erigere un muro tra di loro. Sono contentissima di vedere tutte le conquiste e i progressi di mia sorella, ma dall'altra parte vedo le mie amiche, anzi non le vedo più perché hanno creato un muro diventato più grande da quando è nata la mia sorellina. La bimba però mostra grande coraggio decidendo di perseguire la propria felicità, anche se ciò comporta l'addio alle amiche. Sebbene il testo presenti una struttura semplice con alcune incertezze, tuttavia possiede una forte carica emotiva ed espressiva. La giuria perciò ha deciso di assegnargli il premio Stella. Autrice del racconto è Gaia Calza di Mogliano Veneto, premia il sindaco di Casiera Renzo Carraletto. Complimenti Gaia. È il tuo primo racconto? Sì, veramente, complimenti, bravissima. Come hai scoperto di questo premio letterario, se posso chiedertelo? A scuola. A scuola. La prof, la maestra te l'ha presentato e tu hai deciso di scrivere. Complimenti, bravissima. Complimenti Gaia, brava. E grazie alla tua maestra allora per avertelo fatto scrivere. Sindaco, lei è il nostro vicino ed è sempre, so che è sempre in sinergia con la nostra amministrazione pubblica. Siete costantemente in contatto e soprattutto in questo periodo un po' particolare. Quali sono i muri che avete incontrato in questo periodo? Se li avete incontrati e come li avete abbattuti? Allora, un saluto e un ringraziamento a tutti naturalmente. I muri penso che sindaci, amministrazione e personale del comune l'abbia trovato come tutti i cittadini, perché siamo tutti dentro nel stesso muro chiuso, diciamo, e dobbiamo abbatterlo naturalmente. Dobbiamo abbatterlo lavorando tutti assieme con le prescrizioni che ci sono e saremo sicuramente noi più forti.
Noi ci troviamo nella difficoltà, come diceva il collega Stefano, di poter in questo momento cercare di aiutarci tutti e qual è il miglior modo tra amministrazioni condividere e aiutarci anche tra di noi per capire quelli che sono i problemi dei concittadini. Naturalmente sappiamo benissimo che le amministrazioni comunali in questo momento e in questo anno e sicuramente anche il prossimo avranno delle difficoltà finanziarie perché le entrate sono meno e dunque insomma dovremo unirci sempre di più su dei servizi che piuttosto che siano pagati doppiamente, magari proprio coinvolgerci tra amministrazioni per dire se tu fai una cosa io faccio l'altra e magari cerchiamo l'approccio per poter superare anche gli ostacoli delle difficoltà finanziarie, perché i cittadini meritano naturalmente di avere tutte le possibilità e tutti diciamo, i conforti possibili da chi è tutti i giorni in prima linea. E in prima linea vuol dire essere a contatto col cittadino direttamente, perché io l'ho sempre detto, l'ufficio mio è nel territorio, è vicino ai cittadini e non voglio per nessun motivo che qualcuno pensi di fissare un appuntamento del sindaco perché basta che lo trovi fuori nel territorio e che ci parli direttamente. Però questa è una considerazione insomma di amministrazioni comunali. Tornando a noi, io vi ringrazio veramente, porto i saluti dell'amministrazione perché sono quei momenti, questi penso come abbiamo adottato anche noi quel poco che abbiamo potuto fare, che è parte integrante alla salute. Questi momenti per noi è nel DNA. Dobbiamo superare al più presto, penso, per avere la possibilità di poter aggregarci ancora, perché fa parte proprio della forse nostra cultura, quella di poter dialogare. E forse magari la mascherina ci insegnerà qualcosa, che qualche volta è giusto ascoltare e tenere la bocca chiusa. Grazie a tutti. Sindaco. Un piccolo pensiero da parte di tutti noi per essere stati qui con noi e di aver accettato il nostro invito ad esserci, ovviamente. Primo racconto segnalato è il safari. Il safari è il racconto di un sogno. Un ragazzo vittima di un incidente durante un safari in Africa perde conoscenza e al risveglio non riesce più a trovare la propria famiglia. Accolto in una tribù di nativi si trova a condividerne la quotidianità. Chiave del racconto è il parallelismo tra il protagonista e un giovane coetaneo della tribù, di Doma e Grook. Il primo di colpo fa esperienza di un contesto totalmente nuovo e difficile. Qui non esistono i tablet e i videogiochi. Al massimo si può giocare con qualche sassolino, qui la priorità è trovare il cibo e tutti si danno da fare per questo, anche i ragazzi come Brooke. E di conseguenza spiccano le differenze fra le due realtà. La disavventura diventa un'occasione per unire due mondi diversi. Al risveglio resta la consapevolezza di ciò che è veramente importante nella vita, la famiglia e le amicizie. Spiccano inoltre il lessico e alcune frasi molto divertenti. Autore del racconto è Filippo Pinotto di Volpago del Montello, lo premia la professoressa Maria Pia Porcellato dell'Istituto Cavanis di Fossano. Complimenti Filippo. È stata una sorpresa. Sì, cioè io sono anche facile le lacrime, no, sarà la volta che... Filippo, com'è stato questo premio letterario? Come te l'ha proposto la prof? Mi ha iscritto la prof. Ah, ti ha proprio iscritto? Questo la ringrazio molto. L'ho scritto e mi sono ispirato alla natura più selvaggia e a quello che vivo io tutti i giorni, paragonato ad un bambino dove vive in quei contesti. Ho capito. Beh, bravissimo, cioè... Grazie. Soprattutto dando le parole che hai speso perché la giuriamo per amici, vuol dire che insomma ha colpito nel cuore il tuo racconto. Grazie di cuore Filippo. La foto con la prof non può mancare. Trattengo la professoressa un attimo.
Ci proviamo. Noi vorremmo ringraziarla per l'impegno che lei ci mette sempre nel presentare, nel proporre il nostro premio ai suoi studenti. Quindi abbiamo fatto un piccolo pensiero e volevamo sapere insomma com'è andata, oltre a descrivere Filippo di così sorpresa. In realtà io ho proposto il tema a tutti i miei studenti, li ho iscritti a diversi concorsi quest'anno, a loro insaputa, nel senso che nessuno sa a quale concorso è iscritto, perché non voglio discriminazioni. E se posso dire, Filippo è la seconda segnalazione che ha, quindi sono proprio contenta che finalmente abbia un po' di soddisfazione su un palco in qualche modo. Allora, io insegno alle medie e credo che ai ragazzi basti dare l'opportunità. Io non sono più brava delle mie colleghe, io sono solo più smanettona, se volete, vado a cercarmi la possibilità di avere un obiettivo per tutti loro. I temi si devono fare, tanto vale non inventarmi io il titolo, che magari sono astrusi o sono dei titoli contestualizzati a quello che sto facendo, mentre invece i titoli che proponete voi sono dei titoli reali e quindi mi pare il minimo andarli a farli spendere e a ragionare su qualcosa, su un contesto che diventi veramente loro. E quindi unisco le due cose fondamentalmente, non è che faccio qualcosa di diverso. Ma complimenti, insomma, queste sono soddisfazioni. Ah sì, assolutamente. Un applauso alla mi do le mani per l'entusiasmo e la professionalità che lei mette in questo lavoro. Io auguro ai miei alunni, loro lo sanno bene, che io gli auguro non di fare soldi, ma di alzarsi la mattina e fare quello che loro vogliono, cioè di dire che stress, vado a lavorare, però ok, un'altra però giornata. mi piace il mio lavoro. Sì. Complimenti. Secondo racconto segnalato è le 3S. La vicenda, ambientata in una scuola media, ha come protagonista Carlotta, una giovane ragazza che si sente esclusa dai compagni di classe. Le femmine non la accettano per il modo di vestire e i maschi ritengono che sia fisicamente incapace di giocare con loro. Carlotta si rende presto conto che come lei anche Jean e Francesco stanno sempre in disparte, perché non hanno amici. Divenuti un trio inseparabile, organizzano un piano d'azione. Proiettano in classe un video a testimonianza del loro disagio quotidiano. Riusciranno nell'intento? Silenzio, solitudine, smarrimento. Le 3S che fanno capolino nella mia vita da quando ho iniziato questa scuola secondaria. Le parole iniziali del video riassumono con incisività la condizione dei protagonisti e di molti ragazzi della loro età. Dunque il muro si traduce con la difficoltà di andare oltre le apparenze e di accettare la diversità. Autrice del racconto è Aurelia Vannucci di Parma, che purtroppo non è presente, ma facciamo comunque un grandissimo applauso. La giuria proclama vincitori della 10ª edizione del premio letterario Tu, io e i mondi possibili, oltre il muro, tra passato e futuro, categoria Under 15. E vorrei chiamare qui sul palco con me la professoressa Giacomazzi. E vorrei fare qualcosa di diverso dal solito. Visto che il podio è tutto triestino, e visto che il podio è rappresentato da tutti i suoi studenti, da 3 studenti a cui lei ha presentato questo premio letterario, io le leggerò la motivazione e lei li presenterà. Ok? Il terzo e il secondo posto. Ci sta? 30 anni in vacanza. Il racconto epistolare intitolato 30 anni in vacanza descrive quello che in Germania molte famiglie hanno vissuto negli anni dolorosi del muro di Berlino. In particolare è narrata la storia di Katrina, una bambina di 6 anni cresciuta senza i genitori, poiché questi furono obbligati a trasferirsi dall'altra parte della città assieme al fratello minore della protagonista. Arrivate davanti al palazzo accade tutto d'improvviso. Vedo il papà e la mamma con Andreas in braccio che vengono portati via da 2 militari. Il trauma del distacco forzato dagli affetti familiari segna profondamente la protagonista. Ella infatti riflette sul valore che la famiglia e la libertà possiedono
In aggiunta, Catrina simboleggia anche la speranza che tenace persiste nei momenti di sconforto e tristezza. E così come la vicenda si conclude con il ricongiungimento della famiglia a 30 anni dalla separazione, ad un tratto una donna inizia a correre verso di noi. È nostra madre, successivamente seguita da nostro padre e un uomo sulla trentina, nostro fratello Andreas. Autrice del racconto è Emily Grace Campanelli. La premia la sua professoressa Claudia Giovanazzi. Complimenti Emily. Grazie. Com'è stato a scrivere? È la tua prima volta? Per un concorso sì. Ho scritto questo tema in montagna quando ero in vacanza e mi sono cercata di immedesimare nel protagonista del tema che ho scritto e delle sensazioni che avrebbe potuto provare. Faccio solo una precisazione, io era il primo anno che ero in questo liceo perché mi sono trasferita e ho trovato questa classe, è una classe veramente incredibile, di ragazzi molto attivi, hanno sempre accettato tutte le mie proposte. Io non sono democratica come la mia collega, io obbligo gli studenti a scrivere e ho obbligato tutte le mie classi, 4 classi, a scriverlo. E loro sono stati veramente incredibili, quindi sono contenta anche per il risultato che ho ottenuto perché penso che l'anno scolastico che hai appena passato ti renda giustizia per quello che hai ottenuto oggi, quindi sono onorata di essere stata la tua prof. Un applauso a Emily Campanelli. Perché c'è il signor Angiolino Piva, che è sempre mimetizzato da qualche parte, che ha offerto un servizio di assistenza encomiabile, scriveva mail, mi telefonava, e io penso che un grande applauso vada a lui per questo concorso. Questione di scelte. Il brano Questione di scelte ha colpito particolarmente la giuria poiché sviluppa la traccia in maniera originale, accattivante e gradevole. Infatti la vicenda dimostra come il progresso, di cui la scienza è portatrice, abbia un ruolo imprescindibile nella società, anche se talvolta fa dimenticare la percezione che ogni essere umano ha di se stesso. Nella conclusione poi è contenuto un messaggio profondo e coinvolgente, ovvero che l'essere umano spesso apprezza ciò che possiede soltanto nel momento in cui gli è sottratto. Era orgoglioso di aver raggiunto il suo obiettivo, riuscire ad attraversare il muro e abituarsi a vivere in un altro mondo. In fondo però gli mancavano i bei paesaggi, i suoi genitori, la signora Lucia che lo aiutava, le persone che lo conoscevano per il suo carattere e le persone che lo amavano proprio per quello che era e non per quello che possedeva. Infine, la scrittura narra la vicenda in modo lineare e coeso, permettendo una lettura scorrevole e dinamica. Autrice del racconto è Virginia Tudorov. Quindi Virginia, anche per te è la prima volta? Sì, per un concorso, sì. Complimenti. Veramente molto brava anche lei. Tutta la classe. Arrivare secondo, insomma, non è... Che quest'anno non ho più perché non ce l'ho più, ero molto triste, ma il fatto di ritrovarsi qui è una grande gratificazione. Grazie. Grazie mille. Consegniamo il diploma a Virginia. Ce la fai? La foto con la prof? Grazie Virginia. Resti un ultimo minuto e poi la lascio andare. Abbiamo finito. E come rappresentante della scuola del Liceo Galilei noi dobbiamo anche consegnare 3 buoni, perché il bando prevedeva che
gli sponsor avevano previsto nel bando anche i buoni per la scuola da cui provenivano i vincitori. Voi avete fatto l'Unplane e quindi la scuola, il liceo Galileo Galilei prende 3 buoni. Inoltre, per il suo entusiasmo e la forza e la motivazione con cui lei spinge questo premio letterario ai suoi alunni è per noi un vanto. Insomma, penso che lei sia orgogliosa di questo podio. Io ribadisco quanto ha detto la collega, i temi che voi suggerite sono sempre molto attuali e vedo che proporli come compito in classe per gli studenti è veramente molto utile, quindi grazie per l'impegno che sempre approfondite tutti gli anni. Io sono veramente affezionata a questo concorso, grazie mille a tutti. Grazie mille di essere qui anche quest'anno. Vincitore della 10ª edizione del premio letterario Tu i mondi possibili oltre il muro tra passato e futuro, categoria Under 15, il brano Oltre quel muro giovani speranze. L'intero testo di Oltre quel muro giovani speranze è caratterizzato da una forte carica emotiva che si nota in particolare nella parte epistolare del brano. Non riesco a darmi pace e neanche a capire se quello che provo adesso è più disperazione o rabbia. Il muro, in quanto ostacolo che impedisce all'essere umano di essere libero, è presente più volte nella narrazione. Inizialmente rappresentato in chiave metaforica dal cellulare della protagonista, il quale permette una comunicazione efficace, ma talvolta ostacola i rapporti sociali e allontana dalla vita reale. A seguire vi è il muro di Berlino, una barriera che divide materialmente ma anche ideologicamente il nostro mondo in 2. Dunque la storia ricorda all'essere umano, in quanto animale sociale, l'importanza di abbattere le barriere che lui stesso erige attorno a sé. Così facendo le persone possono gioire. Sono già trascorsi 10 giorni dalla caduta del muro, ma l'euforia che invade le strade, i locali e gli edifici berlinesi non si attenua. La città è irriconoscibile, la gente festeggia e i negozi sono strapieni di persone. Chiamo a raggiungermi e ad accomodarsi sul palco la vincitrice, l'autrice Francesca Garofalo e il presidente del Consiglio Comunale di Trieste, dottor Francesco Di Paola Panteca. Vi prego di accomodarvi, vi chiedo un altro, dove vuole, vi chiedo un altro po' di pazienza perché diamo lettura al brano. Lo sguardo di Irene era rivolto a quella cartolina trovata in uno scatolone in soffitta. Quel pomeriggio di sabato si era recata a casa della nonna, obbligata dalla mamma che le aveva confiscato il suo amato cellulare, perché non la vedeva interessata a nulla che non provenisse da internet. Come trascorrere quelle lunghe ore senza annoiarsi? Pensò di andare a rovistare tra le vecchie cose che la nonna conservava con molta cura nell'umida e polverosa soffitta di casa sua. Si trovò davanti un logoro scatolone con scritto lettere e cartoline. Pensò che lei non avesse mai scritto o ricevuto una lettera. Lo considerava una perdita di tempo. Molto meglio comunicare in modo rapido con un SMS o chattare in tempo reale. Aprì comunque per vederne il contenuto e rimase incuriosita tra la tanta corrispondenza da un blocco di lettere e cartoline legate con uno spago rosso. Tutte riportavano il timbro postale di Berlino Est. Una cartolina in particolare, in bianco e nero, aveva attirato la sua attenzione. Vi era rappresentato un lungo muro di cemento, su cui correva un filo spinato. Irene aveva sentito parlare alcune volte del muro che divideva la città di Berlino in 2 parti e aveva letto qualcosa sul libro di storia. E già allora le era sembrata assurda l'idea di dividere una città al suo interno. Aveva studiato le città che nell'antichità venivano fortificate intorno al loro perimetro
con alti muri che servivano a difenderle dagli attacchi nemici. Sulla cartolina in questione, indirizzata alla nonna Adele, si leggeva un breve e affettuoso saluto da parte di una certa Annabeth Meyer. A quel punto tirò fuori alcune lettere e scelse di leggere la prima del blog. 15 novembre 1980, Berlino Est. Cara Adele, oggi la mia giornata è iniziata male. Stavo recandomi all'università e come al solito ho preso il tram. Qui 2 signore anziane discutevano animatamente della notizia di una giovane ragazza che nella notte aveva perso la vita cercando di superare il muro. Una delle signore piangeva e non si dava pace del fatto che una giovane vita fosse stata spezzata in modo così atroce e violento. Sai, cara, non è la prima e forse non sarà nemmeno l'ultima vittima causata da questa drammatica divisione politica che divide in 2 la mia amata città. Ma ogni volta che i piani di fuga di qualcuno falliscono tragicamente, noi tutti sentiamo una tristezza, una disperazione che ci soffoca. La ragazza rimasta vittima durante la fuga aveva appena 18 anni e, cosa ancora più tragica, portava in grembo il suo bambino, che avrebbe dato alla luce tra qualche mese. Che cosa terribile. A quel punto ho cominciato a tremare, ma non riuscivo a smettere di ascoltare. Sembra che abbia tentato di scavalcare il muro assieme al fidanzato e ad un amico, ma che lei sia stata colpita da 21 proiettili. È stata fermata in modo così brutale e inumano. È morta in ospedale. Non riesco a darmi pace e neanche a capire se quello che provo adesso è più disperazione o rabbia. Era solo una giovane donna che sperava in un futuro migliore e sognava di costruirlo per sé e il suo bambino, oltre quel muro maledetto. Chissà quando finirà mai tutta questa sofferenza, quando riusciremo finalmente a realizzare i nostri sogni di libertà, oltrepassare quella barriera che divide materialmente, ma anche ideologicamente, il nostro mondo in 2. Ora ti abbraccio e ti prometto di scriverti presto. Tu fai altrettanto. Un caro saluto, la tua Annabeth. Irene, seduta su un vecchio baule, aveva letto incredula. Non riusciva a capire come l'uomo potesse arrivare a tali livelli di ferocia, non curante della vita di un altro essere umano. Rimase diversi minuti a riflettere, poi si accinse a leggerne un'altra. Quest'ultima si capiva già dalle prime parole, aveva un tono diverso dalla prima, era piena di entusiasmo. 19 novembre 1989, da Berlino Unita. Cara Adele, come stai? Io molto bene. Sono già trascorsi 10 giorni dalla caduta del muro, ma l'euforia che invade le strade, i locali e gli edifici berlinesi non si attenua. La città è irriconoscibile, la gente festeggia e i negozi sono strapieni di persone. Sono arrivati anche tanti turisti, curiosi di vivere questo momento storico. Si respira un'aria diversa, di svolta e rottura con il passato. Sai, il muro si trovava lontano dai luoghi che abitualmente noi giovani frequentavamo. Era una presenza strana, cioè sapevamo che c'era, ma non la vedevamo e neanche ne parlavamo tanto. Era un muro invisibile ma presente nelle nostre teste e bloccava i pensieri e le azioni. Adesso invece molti giovani si incontrano al di là del muro, altri si organizzano per andare insieme in quella che era stata Berlino Ovest, così, senza un preciso motivo, ma solo per il piacere di esercitare la libertà ritrovata di movimento e di pensiero. Anch'io, in un primo momento, smarrita per il fatto che non fossero più necessari i controlli o visti di entrata e uscita per oltrepassare il muro, sono stata oltre confine. Ho assaporato l'indipendenza di potermi muovere tra le strade, prendere un autobus, entrare in un panificio e scambiare qualche parola con altri ragazzi berlinesi. Avrai letto sui giornali che la maggior parte del muro è ancora in piedi. Ci vorranno quasi 2 anni per rimuovere tutte le fortificazioni di confine intorno a Berlino.
ma è in atto un cambiamento importante che spero porterà solo cose belle alla mia città. Mi auguro, per cominciare, più opportunità per i giovani, un profondo senso di comunità e di solidarietà tra le persone e, cosa più importante, più giustizia sociale. Con questa speranza e con il cuore stracolmo di gioia ti abbraccio, la tua Annabeth. Irene lesse tutto d'un fiato la lettera e sentì la gioia che esprimeva Annabeth invadere anche lei. Che evento entusiasmante doveva essere stato assistere alla caduta del muro. Nessun filmato o articolo di giornale avrebbe potuto rendere al meglio quegli attimi. Ma quella lettera era riuscita nell'intento, perché era la prova diretta di una ragazza che aveva, negli anni, convissuto con le problematiche che la divisione imponeva. E poi era stata protagonista della gioia e dell'euforia che, dalla caduta del muro, erano derivate. Era la testimonianza di una ragazza che credeva nell'uguaglianza, nell'affermazione dei diritti delle persone e nella democrazia. Quel pomeriggio Irene si era ripromessa che lei, come Annabeth, avrebbe sempre combattuto per l'abbattimento di qualsiasi muro, perché ne esistono di diverse tipologie. Oltre ai muri in muratura e filo spinato, pensò a quelli che diventano vere barriere sociali e culturali. Sono quei muri che si creano non solo tra i popoli stranieri, ma anche tra persone che hanno la stessa nazionalità, tra religioni diverse, tra uomini e donne, tra chi pensa che l'altro sia sbagliato o diverso. Annabeth le aveva insegnato a vedere le linee di confine, siano esse immaginarie o reali, come delle stupide zavorre che impediscono la realizzazione di sogni, di progetti, la conoscenza di nuovi orizzonti. Commossa, decise di prendere con sé quella cartolina del muro, emblema di un mondo che non esisteva più e che aveva le speranze di tutti. La vincitrice della categoria Under 15 di questo premio letterario è Francesca Garofalo. La premia il dottor Francesco di Paola Patetta, Presidente del Consiglio Comunale di Trieste. Congratulazioni. Com'è andata? Bene, sono super emozionata. Tranquilla. Non so quando riuscirò a dire. E comunque insomma, grazie a tutti per questa bellissima esperienza. Grazie. Grazie a te. Giratevi la foto, grazie. Grazie Francesca. Presidente, grazie di essere qui, ci ha fatto l'onore di essere presente qui oggi, soprattutto complimenti alla città di Trieste che ha sfornato 3 vincitori. Allora, buonasera a tutti, buon pomeriggio. Sono molto felice di partecipare a questo evento. Ringrazio principalmente il Cavaliere Franz Dorato ed il comitato organizzatore per l'iniziativa. Ringrazio la professoressa Giacomazzi per aver interpretato, a mio parere, il vero ruolo dell'educatrice, nell'eccezione più profonda del termine, avendo colto le attitudini dei propri allievi ed essendo stata capace di spronarli ad esprimere nel miglior dei modi tali attitudini personali. Come probabilmente avete notato, non sono triestino di nascita, ma sono triestino per scelta. A Trieste
ho la mia vita e sono orgoglioso di far parte della comunità triestina. Sono molto onorato di portare a tutti voi, ed in particolare a Francesca, a Emily Grace ed a Virginia, il saluto delle città e del suo sindaco Roberto Di Piazza. Ho letto con attenzione tutti e tre i racconti che gentilmente il cavaliere Sartorato mi ha fatto recapitare. Devo dire di essermi emozionato nel constatare come fanciulle così giovani abbiano saputo affrontare temi così delicati e profondi. La memoria storica nei racconti di Francesca e di Emily Grace, il rapporto spesso conflittuale tra progresso ed ambiente, tra l'essere e l'avere nel racconto di Virginia. Il comune denominatore del presente dei tre racconti, dato dalla linea di discrimine, ci ricorda che spesso tutti noi siamo vittime di una scelta, talvolta volontaria, altre volte imposta. Stare dall'una o dall'altra parte. Da un lato il muro di Berlino, emblema e simbolo di tante divisioni. Dall'altro progresso ed ambiente, essere o apparire. Tutti temi profondi e attualissimi per l'intera umanità, che sta vivendo un momento particolarmente difficile, nel quale solamente la condivisione e non la divisione fisica o culturale che sia, potrà aiutarci e potrà renderci tutti migliori. Penso sia per noi tutti giunto il momento di muoverci come una nazione e non come singoli individui, come una comunità mondiale, non come singoli stati. Ciò detto, questo è un momento di gioia a cui partecipo con entusiasmo. Consegno e ho consegnato simbolicamente anche da parte di tutta la città di Trieste, con immenso piacere, questo premio a Francesca Garofalo, prima classificata alla 10ª edizione del concorso letterario Tu, io e i mondi possibili. Voglio concludere però facendo un complimento al vostro trio, che ha suonato in questo ambiente così particolare della musica di Ennio Morricone, veramente eccezionale. No, sono eccezionali, Complimenti. bravissimi. Grazie a lei Presidente di averci fatto l'onore e di aver accettato il nostro invito. Un piccolo pensiero da parte di tutti noi. Grazie ancora. Certo, le tre vincitrici sul palco cortesemente. E anche la prof vuole? Quindi prof, la professoressa Giacomazzi se può, eccola. Virginia, Emily e Francesca. Vieni qua Emily, Francesca. Ci state? Riesci a prenderli? Perché mi sposto. Un applauso. Grazie a Trieste per questo buon esempio di cultura e di scrittura soprattutto. Bravi!
Grazie Presidente. Vi presento chi ha dato voce al racconto, vincitore ovviamente, Daniele Belvini, Silvio Bonato, Matteo Bragato, Chiara Cecere, Emily De Pieri, Marta Durante, Sara Favotto, Mattia Fiorentino, Serena Granziol, Aurora Laner, Arianna Marino, Filippo Masarin, Silvano Micele, Lorenzo Mirabile, Lorenzo Moretto, Giacomo Oballa, Alessia Papa, Claudia Santoriello, Silvia Savella, Aurora Scudeller, Martina Terranova, Samantha Torresan, Xian Yang, Sofia Zambon e Angelica Lucatello, presidente della giuria Under 15, che vorrei qui sul palco. Non solo il presidente, ma anche i ragazzi presenti in questa giuria. Insieme con loro vorrei anche la professoressa Antonella Santini e il dirigente scolastico professor Mario Delle Carbonare. Loro erano la quarta A l'anno scorso, ad aprile, dello scientifico Da Vinci, del liceo Da Vinci di Treviso, e siete la giuria che ha votato e ha letto questi brani. Com'è andata, Angelica? Ci serve ce l'hai il microfono? Volevamo avere le vostre impressioni su questi brani, se è stato difficile giudicarli, se avete trovato delle difficoltà. Buonasera a tutti, innanzitutto mi presento, sono Angelica Lucatello, presidente della giuria Under 15. Innanzitutto desidero ringraziare a nome di tutti il comitato organizzatore, in particolare Angiolino Piva, che ci ha affiancato in questo percorso, ma anche nascosto dall'angolo. Ma anche il nostro preside Mario Dalle Carbonare e la nostra professoressa Antonella Santini, senza i quali non sarebbe stata possibile questa esperienza. Ringrazio inoltre Aurora Laner e Matteo Bragato perché sono i nostri segretari, i quali mi hanno affiancato nei lavori appunto della giuria. E questa è stata una bellissima esperienza singolare che nessuno di noi aveva provato e auguro a tutti di vivere questa opportunità perché si può imparare attraverso di essa a capire come una giuria di concorso funziona. È stato sempre un po' particolare soprattutto l'evento storico che abbiamo vissuto per il Covid, organizzarci, ma attraverso i nuovi strumenti digitali quali le conferenze online siamo comunque riusciti a portare a termine questo impegno che ci eravamo presi l'anno scorso. Grazie a tutti. Grazie a voi. Sì, no, ok. E volevamo parlare anche con il dirigente scolastico, ovviamente farle i complimenti e ringraziarla per la disponibilità con cui ci ha dato questa giuria. Buonasera a tutti, in realtà l'intruso sono io perché i protagonisti di questo sforzo importante sono loro grazie al vostro invito. Le parole più giuste sono quelle che dette Angelica prima e quelle che potrebbe dire la professoressa, visto che li ha seguiti, li segue da anni. No, io vorrei soltanto dire una cosa, c'è un bel verso di Valéry che è Le Vent se lève, il fauteuil de vivre, è un verso che esce nel 1920 e rappresenta bene questo sforzo di andare oltre le difficoltà, di andare oltre il muro in un'Europa tra l'altro che nel 20 era appena uscita dalla prima guerra mondiale. Ecco. Credo che la proposta che fate voi tutti gli anni ai ragazzi e agli adulti sia proprio quella di superarsi, di superare le difficoltà e di lavorare per rompere tutti quei piccoli vincoli che però in un paese come il nostro tante volte non vediamo ma viviamo internamente. Quei piccoli vincoli, quei muri più o meno alti che effettivamente al nostro paese stanno facendo un gran male. L'incoraggiamento che il vostro premio e tutti quelli che hanno scritto per questo premio in questi anni è proprio questo. Quindi io vi ringrazio i nostri ragazzi per la disponibilità e la partecipazione e l'impegno e la professoressa Santini che li ha seguiti. Grazie. Grazie a voi. Voglio aggiungerci un attimo perché noi a questa giuria volevamo consegnare un piccolo riconoscimento. Innanzitutto una targa per tutta la classe, per il lavoro che avete svolto e lo consegniamo al dirigente scolastico e poi ci sono degli attestati personali per ognuno di voi
che pregherei di consegnare agli assenti, ovviamente. Consegniamo tutto alla professoressa Santini e alla Presidente di giuria un piccolo pensiero da tutti noi. Graziano, a te la parola. Allora, innanzitutto grazie di essere qui. Premetto che io rappresento in questo momento il gruppo parrocchiale Festeggiamenti nella veste del vicepresidente, perché è consono che il presidente sia il parroco pro tempore. Io arrivo da 16 anni di volontariato, abbiamo avuto 3 parroci e 2 amministrazioni. Questa bella alchimia dove ci sono musica, parole, giovani, adulti, e veramente mi emoziono a pensarci. Per noi volontari, che qui siamo una ventina e che facciamo le cose veramente con grande squadra e con amore, però ve lo dico col cuore in mano che il premio letterario che qui viviamo è figlio di Angiolino e che noi non supportiamo, tanti lo sopportano, ma in questo caso lo supportiamo proprio da tantissimi anni, perché il gruppo Parrocchiale Festeggiamenti ha questo spirito. Cerchiamo di tenere vive tutte le idee che nascono, traendo anche l'esperienza delle parole che ci regalate voi da questa sensibilità. Per cui io vi dico che veramente Angiolino è speciale e ci dà l'anima su questo e noi abbiamo il dovere di mantenerlo sempre in vita. Poi a riguardo di questo momento, quello che mi piace veramente vivere, io sono per natura tentato sempre ad essere attento alle persone, al modo di fare, al modo di dire, perché l'insegnamento arriva dagli altri, no? E ascoltare credo sia veramente fondamentale, per cui sentire prima in 2 chiacchiere che il presidente della provincia di Trieste mi dice, se posso permettere di dirmelo, non avrei mai immaginato nel leggere questi temi che dei ragazzi così giovani potessero esprimersi in questo modo. E una persona adulta che ha una quotidiana esperienza di un lavoro importante, una rappresentanza e un ruolo che vive, raccontarsi così mi fa veramente tanto piacere. Poi io credo che abbiamo fatto di tutto per demolire questa nostra madre terra in tutti gli aspetti, perché la terra ha millenni. Noi uomini siamo nati in un tempo sicuramente diverso e continuiamo a demolirla, a forarla, a distruggerla e soprattutto litighiamo spesso fra di noi con tutte le guerre che quotidianamente viviamo. Io dico che per gli amministratori e per le istituzioni che hanno il dovere, forse per loro diventa difficile anche. Per noi volontari che a Casale siamo tantissimi e anche nei territori, abbiamo il piacere delle cose. Abbiamo imparato un po' alla volta in questi anni, e questo ve lo dico in una gran verità, almeno a Casale, a collaborare con le amministrazioni per creare un connubio, cioè il dovere loro, il piacere nostro, le sensibilità, e queste sensibilità poi le stiamo vedendo nelle professoresse che qui sono intervenute, la professoressa Giacomazzi, la professoressa Di Filippo e le altre che mi permettete non le ricordo tutte, però
Sentire loro che mi dicono questa è una nostra spontaneità, mi piacerebbe che come un raffreddore la facessero prendere un po' a tutti questa sensibilità, perché per loro è una sensibilità, ma per loro garantiscono non per tutti, perché se noi avessimo questa sensibilità forse non litigheremmo così tanto per poco, perché in questi ultimi anni un po' di egocentrismo ce l'abbiamo tutti, no? Poi loro sono veramente magici, dai più piccoli che scrivono, dai loro che lo interpretano, e credo che abbiamo il dovere di ascoltarli, perché loro, con le loro magie, i loro pensieri, che sono sempre delle volte accantonati, sono quelli che dovranno costruire il nostro futuro. Per cui qualcuno di noi adulto magari un po' stanco è giusto che si sposti e lasci voce a loro e tutti i ragazzini che scrivono. E complimenti agli adulti che faranno la nostra storia. Grazie di essere qui con noi. Facciamo la foto, hai già fatto la foto, Gianni? Ok. Velocemente la mascherina. Grazie mille. Grazie a voi per essere importanti nel salvare. No, Graziano resta con me un attimo. Facciamo un altro applauso alla categoria, alla giuria della categoria Under 13, alla professoressa Santini e al dirigente scolastico professor Mario Del Carbonaro. Ti trattengo qui perché abbiamo un decennale da festeggiare e in occasione di questo decennale abbiamo deciso di regalare ai vincitori delle precedenti edizioni una piccola antologia che raccoglie tutti i lavori che ci sono pervenuti in questi anni, in questi 10 anni. Ringraziamo la provincia di Treviso che purtroppo non è presente per il supporto che ci dà costantemente, e grazie anche a loro se riusciamo a realizzare questi eventi. E come la provincia supporta noi vorremmo supportare una onlus, un progetto di solidarietà che sceglierete voi o che avete già scelto. Per dare un po' d'aiuto anche a Samuela. Allora, la provincia di Treviso, come ha detto, ci supporta nella stamperia di questo evento, come ci sono ovviamente altri sponsor. Per dare un senso al decennale e comunque anche per dare sicuramente un importante valore a un tempo e alla storia che hanno incontrato gli scrittori, abbiamo fatto una raccolta di tutti i premiati vincitori in questo decennio e abbiamo pensato che per chi gradisce portarla a casa e di averla poi nella propria biblioteca, se gradite dare un contributo, noi questo contributo lo investiremo su un gesto solidale del nostro territorio, oltre perché, come ben avete notato, scrivono tutta l'Italia, ma noi siamo sensibili anche alle problematiche che vanno oltre il nostro paese, il nostro territorio, e abbiamo sempre cercato di essere supporto anche fuori, per cui ci impegneremo per assolvere questa iniziativa e sarà nostro dovere poi anche darvi in comunicazione dove saranno devoluti questi soldi. Ecco. Per cui lì troverete queste raccolte e quando volete o se volete, non è un impegno, se volete fare questo gesto per noi è gradito e sarete d'aiuto. E invece ai nostri ospiti. Resta qui con me comunque perché faranno la foto diretta con te. Ai nostri ospiti vorremmo regalarlo. Ecco, ai nostri ospiti lo vorremmo regalare, perciò chiamerò adesso sul palco il vincitore della categoria adulti del 2011, Rita Mazzon. Che c'è Rita, un applauso. A cui consegniamo l'antologia. Foto.
Grazie Rita, hai cambiato qualcosa? Hai continuato a scrivere nel frattempo? Rita, hai continuato? Io ho fatto un muro di parole in questi anni ed è l'unica cosa che so fare, scrivere parole, e penso che sia un muro leggero, perché le parole si potrebbero fare male, ma quando si vive intensamente scrivendo è una cosa che vola e quindi la scrittura aiuta a volare. Grazie Rita. Vincitore della categoria Under 15 del 2011, Francesca Biondo. Che non è più un Under 15 ormai. Un applauso a Francesca. Tu hai continuato a scrivere nel frattempo a partecipare a altri premi o è... Si sente? Si sente. Non per concorsi, per la scuola, anche io avevo 13 anni quando ho vinto il concorso e ho avuto la fortuna di incontrare una professoressa che mi ha stimolato e mi ha invitato a partecipare alla prima edizione del concorso. È un'esperienza che dopo 10 anni ricordo ancora molto volentieri ed è stata anche molto formativa anche per il mio percorso di studi, quindi congratulazioni ai vincitori di oggi, soprattutto alla categoria Under 15. Grazie Francesca. Poi è presente il vincitore della categoria Under 15 del 2012, Rebecca De Fendi. È presente? Oh, non c'è, scusate. Vincitore della categoria Adulti 2014, Cristiano Vanin. Eccolo. Grazie Cristiano di essere qui oggi. È cambiato qualcosa? Grazie a voi. La mascherina? Io ho continuato a scrivere qualcosina, però a dire il vero il concorso era sempre uno stimolo per raccogliere un po' di idee, qualcosa che frullava in testa da un po', e quindi è stato bello anche quando mi avete contattato riprendere l'antologia che era stata fatta quell'anno e riguardare anche il mio racconto stesso, che era un po' che non rileggevo, e anche rileggere un po' gli altri, quindi è stato anche bello ricordare insomma questa manifestazione. Grazie, grazie mille. Vincitore della categoria Adulti 2015, Alberto Passetti. Un applauso ad Alberto. Com'è andata Alberto nel frattempo? Beh, molto bene direi. Ho trovato l'amore. Ah, ok. E ho partecipato a concorsi e a un progetto con l'Arci di Treviso. Bene. Vorrei fare un ringraziamento ai professori che sono qui intervenuti per quello che fanno, soprattutto per quello che rappresenteranno per i propri studenti, che magari adesso non se ne accorgono, ma poi lo capiranno. Resterà il loro il segno. Grazie mille. Premio speciale Stella, categoria Adulti 2015, Luisa Milanese. Non c'è? Premio speciale Stella Adulti, sempre 2015, Mario Dalbò. Non c'è? Premio speciale Stella categoria Adulti 2015, Marigona Chierzu, Sara Pill, Patrizia Pin, Luisa Rizzo e Vania Vitalerio. Chi c'è? In rappresentanza di... A voi, perché quando noi siamo una cooperativa sociale di Carbonera, la cooperativa del Sentiero,
e l'aver partecipato quell'anno all'edizione insomma è stato davvero prezioso e importante per noi, per raccontare un modo di comunicare diverso da quello conosciuto che è la comunicazione aumentativa, e quindi davvero a nome anche dei partecipanti e della cooperativa grazie. No, grazie a voi per quello che fate invece. Premio speciale Stella 2016 categoria adulti Daniele Cugnal. Grazie a tutti. Io non aggiungo tanto al tanto che è già stato detto. Qualcuno diceva che le parole sono pietre. Allora noi abbiamo usato le parole, abbiamo scritto, abbiamo forse sollevato l'animo di qualcuno, e allora se le parole sono pietre, con queste pietre costruiamo dei muri, ma non di quelli che dividono, di quelli che sostengono, che aiutano. Grazie mille, signor Daniele. Premio speciale Stella 2017 Cristiana Baldassin, categoria adulti. Cristiana, hai continuato a scrivere per noi? Allora no, quest'anno non ho scritto, però grazie per quello che fate, che continuate a fare con passione e con bellezza, perché lo fate in modo bello. Quest'anno non ho scritto, ma ho letto. Le parole hanno aiutato me, la mia bimba più piccola. Siamo partiti da Pinocchio e abbiamo camminato in giardino leggendo le parole di altri, andando oltre questo momento che non ha parole, ma siamo andate oltre. Grazie. Continuate, speriamo di rivederti presto. Va bene, siete un grande stimolo. Grazie. Per molti, continuate. Va bene. Grazie mille. Categoria adulti 2018 Carla Nogarin. Non c'è. Premio Stella adulti 2018 Silvana da Pos. La signora Silvana. Un applauso alla signora Silvana. Che scrive per noi spesso. Bentornata, signora Silvana. Ringrazio per questo riconoscimento e sono grata di tutto quello che fate e spero di partecipare ancora. Noi lo speriamo, ci aspettiamo di rivedere sempre i suoi racconti arrivare. Grazie. Grazie di cuore. Premio speciale Stella anno 2019 Cristiana Baldassin. Ha vinto 2 volte. 2020 adulti Roberta Luciani. Grazie Roberta per averci fatto emozionare oggi. Scusate, grazie a voi ancora, e volevo dire che effettivamente i professori sono fondamentali. Io senza il mio caro professor Taverniti delle medie non sarei mai stata una scrittrice. Grazie. Lo ringraziamo allora, grazie mille. Francesca Garofalo, Under 15 2020. La regaliamo anche a te, Francesca. Sono tornate un po' le parole, sei ancora emozionata? No, sempre emozionata. È una giornata importante per te oggi. Sì, sicuramente. Grazie di cuore di essere stata qui con noi. Grazie. E il premio speciale Stella, sempre 2020, a Gaia Calza.
Brava Gaia. Piccolo esempio. È un grande esempio, ovviamente. Grazie a Gaia, ti aspettiamo anche il prossimo anno, eh? Certo. Grazie Gaia, ringraziamo i nostri ospiti. Cominciamo da Isidoro Perini, presidente della categoria adulti, con un piccolo presente da parte di tutti noi. Grazie Isidoro. Grazie e buon proseguimento. Altrettanto, e ci vediamo il prossimo anno. Ok. Gianni Busato. Un applauso a Gianni, è stato difficile. Grazie. No, non è un lavoro difficile, è una soddisfazione e anche un ringraziamento verso questa organizzazione e soprattutto Angiolino che mi è sempre stato vicino. Grazie Gianni, anche per te, la nostra casa. Fatto Gianni? Gianni? La nostra Anna Rossi Tantino è andata a casa? Ah, eccola Anna. Un applauso a Anna. La veterana, una delle veterane di questo premio letterario. Ma va, non sei vecchia. Si fanno conoscere generosamente, si aprono con i loro racconti, il loro dire, e anche per noi della giuria ispirate veramente sentimenti di riconoscenza per la vostra generosità a mostrarsi. Grazie a tutti voi. Grazie Anna. Ci vediamo il prossimo anno. Ce la fai? Efri Vaccari. Grazie Efri. Grazie a voi, grazie agli organizzatori, soprattutto per quello che è stato seminato in questi 10 anni. Mi ricordo quando con Angiolino ci siamo trovati a buttare giù idee pensando al premio e spero che sicuramente, ma spero anche che torni il bene di quello che avete fatto di bene per la comunità e per il vostro gruppo. Grazie mille Efri. Robby? Vaccari ha detto grazie del bene che fate per la comunità. Noi non facciamo niente, noi quello che facciamo lo facciamo perché ci crediamo e se dopo è qualcosa di utile ben venga, però lo facciamo a prescindere, insomma, lo facciamo a prescindere. Un piccolo presente anche e un grazie a Restival, l'associazione Restival che oggi ci ha supportato con le luci, con l'audio, Miranda. Grazie mille. Questo per dirvi che a Casale le associazioni collaborano, ecco, questo per dirvi. Grazie mille. E anche per dire che da stanotte Angiolino tornerà a dormire. Grazie. Veneto Drop che ci permette di essere in diretta streaming oggi. Ringraziamo i due Luigi che ci hanno ripreso. Emanuela Zamner. Categoria adulti.
grazie a tutti perché è stata un'emozione grande come tutti gli anni venire a questa premiazione e soprattutto quest'anno vedere tutte le varie copertine dei vari concorsi che ci hanno accompagnato in questi anni e ringrazio anch'io come gli altri quelli che hanno contribuito, perché io do il mio piccolo contributo, ma anche gli organizzatori e tutti gli altri fanno sì che questo possa avvenire ogni anno ed è una cosa molto bella. Grazie Gianella per il lavoro che fate. Liliana Gioffre, la nostra voce ufficiale. No. Liliana dice, mi hai tenuto Graziano qua. dà una crocetta. Mi ha tenuto qua sul palco per questo, in bella vista. Lo sa che... In realtà non è così perché lei è speciale ed è giusto che abbia un posto sempre d'onore nei nostri cuori, no? Ma soprattutto volevo chiederti cosa hai pensato dei ragazzi che hanno letto. Sono stati bravissimi e hanno una carriera aperta, ma sono bravissimi. Avete sentito, avete una carriera aperta detta da Liliana, vale molto, vale molto. Io ti ringrazio veramente perché essere qui dopo 10 anni ancora per me è una cosa meravigliosa e vi ho visto crescere veramente, siete bravissimi e siete con un cuore grandissimo, come ho sempre detto, e quindi il fatto di far parte di questa una piccolissima parte, la mia, di questa grande famiglia che siete nostra, mi fa veramente un grandissimo piacere e onore. Grazie a te, perché la famiglia oggi è un valore che vale tutto. Si prepara il piccolo ensemble. Aspetta. Il brano dopo. Quindi Pirati dei Caraibi eseguiti adesso e vi ringraziamo per averci accompagnato in questa giornata un po' lunga e spero che ci perdonate per tutto il tempo che abbiamo perso.
Grazie di cuore al Piccolo Ensemble per averci tenuto compagnia oggi. Vi ricordiamo che abbiamo un brindisi da fare per i nostri 10 anni, ma prima ancora vorrei Angiolino Piva qui sul palco, diciamo con noi. Facci stare nell'angolo. Grazie Angelo per tutto quello che fai. Grazie, ma penso che tutti quanti non vedano l'ora di andare via, che siano un po' stanchi. Soprattutto di bere qualcosa. Esatto. Penso che le parole siano state date tante, è stato emozionante anche questa volta e sono orgoglioso dei partecipanti, delle giurie che ci mettono proprio l'anima. Io le vivo proprio perché anche la classe del liceo, quando mi sono presentato a proporre il progetto, io ho visto una carica che ho detto ma questi qua hanno la forza proprio, desiderano, e mi ha emozionato anche quel momento, là è stata una delle tante emozioni che questo premio letterario mi dà. Ringrazio tutti, non mi dilungo perché è già tardi, perciò invito tutti a fare un brindisi tutti assieme, che mangiamo e festeggiamo assieme. Grazie. Arrivederci al prossimo anno. Volevo ricordare e ringraziare anche Samuela che da tanti anni ci accompagna, per cui insieme anche a lei che ben interpreta questo programma. Grazie a Samuela e fermatevi perché per noi è un onore anche avere un momento conviviale, per cui in maniera dignitosa e rispettosa noi gestiamo anche questo, fermatevi tutti assieme che facciamo un brindisi. Grazie anche Samuela, grazie a voi ancora.